E adesso ricordate, questa mattina abbiamo ospitato le mamme dei ragazzini, mi permetto di dire dei calciatori della squadra del Don Guanella. Avete saputo, no? State leggendo tutto quello che è accaduto. Insomma, sti Gualluncille sono accusati di aver rivolto offese sessiste alla squadra avversaria, che era formata invece da calciatrici, la squadra del Napoli Women. Presidente della squadra del Don Guanella è il nostro amatissimo Don Aniello. Buongiorno. Grazie per questa ospitalità. Don che Aniello arriva in un momento, insomma, che importante, particolare, per fare anche un po' di chiarezza. Ma tu stai dispiaciuto, Don Aniello? Sì, dispiaciuto, anche deluso, mi sono pure arrabbiato. Anche perché Don Aniello fa veramente tanto per questi ragazzi, per incoraggiarli, per prospettargli un futuro, anche per educarli, mi permetto di dire, Don Aniello. Sei d'accordo, no? Penso ovviamente il calcio ha questa finalità, strumento per veicolare i valori del rispetto, dell'impegno, del sacrificio, dello studio. Purtroppo poi noi occupiamo una parte della giornata di un ragazzo, il resto lo trascorre a scuola e la maggior parte del tempo lo trascorre in famiglia, quindi ovviamente è importante che ci sia anche una grande collaborazione da parte dei genitori, da parte della famiglia, che è la prima agenzia educativa, che non deve poi affidare alle altre agenzie l'accompagnamento del figliolo, ma in prima linea si deve mettere la famiglia. Allora, quello che è successo oramai è diventato, voglio dire, titolo di TG, di TG1, pensate un po', addirittura i media nazionali si stanno interessando di questa vicenda. Tutto comincia dalla sconfitta della squadra avversaria, che era appunto formata dalla Napoli Women, quindi dopodiché i ragazzi cominciano tra di loro a insultarsi, fino a quando uno di loro pubblica un post, e da lì si è scatenato tutto, perché il post era effettivamente un po' pesante, no? Pesante, volgare, e con una frase sessista, insomma un linguaggio. L'abbiamo detto, puttane, portateci i reggiseni. E poi un aggettivo ancora più pesante. No, questo me lo son perso, qual era? Sotto era c'era. No, aspetta, no, tu non lo puoi dire, tu sei uomo di Dio, di Chiesa, non lo dire. C'era l'iniziale e le ultime due lettere, quindi, e poi tante stellette in mezzo. Ho capito, vabbè, che è un modo gergale di reagire a un'offesa, insomma, in qualche maniera. Come stanno adesso questi ragazzini? Li hai sentiti, li hai visti ieri? Ieri sera li ho visti assieme ai genitori, ovviamente rimbrottati come primo momento, come prima, diremmo, come prima manifestazione, come decisione anche da parte dell'associazione. Poi ovviamente prenderemo dei provvedimenti disciplinari, anche se continueremo ad accompagnarli e incentiveremo i percorsi di formazione anche su questi temi. Faranno gli allenamenti settimanali, ma saranno esclusi a tempo indeterminato dalle partite di campionato. Guarda, devo dire, nonostante la mia sia una posizione abbastanza liberal, definiamola così, condivido la tua decisione, perché l'hai detto nella premessa, no? Il calcio, lo sport dovrebbe in qualche maniera dare delle regole a tutti noi, ma soprattutto alle nuove generazioni, e mi sembra, al di là di quello che è successo, comunque è stato in questo modo. Quindi fai bene, cioè venite ad allenarvi, fate i sacrifici che richiede lo sport, ma anche il percorso di formazione, ma però non giocherete per 6 mesi in tempo indeterminato. Non abbiamo ancora detto, ma abbiamo detto per il momento a tempo indeterminato. Guarda, io condivido, anche se però uscendo, io capisco che oggi la società è infarcita di un certo linguaggio, no? Di certa volgarità, sia nella società ma anche nella politica, nei social, e penso che ovviamente questi ragazzi si sentono anche bombardati, sono ancora ragazzi, la capacità critica è ancora molto debole, anche l'uso della razionalità è in essere, e allora forse noi adulti dovremmo, la società, ma tutti noi adulti, la famiglia, utilizzare
utilizzare quando si ragiona, quando si dialoga, un linguaggio garbato, uno stile corretto. Allora, belle parole, io però, Don Naniè, se sei d'accordo, la punizione ci sta. Io punirei anche le ragazzine a questo punto, perché a questo punto, scusami, perché so che anche loro all'inizio, insomma, hanno lanciato hanno apostofato degli epiteti pesanti. Degli epiteti pesanti, hanno detto voi siete frocetti, le robe che si dicono, insomma, così. Io però, se sei d'accordo, Don Aniello, magari vediamo se qualcuno ci ospita, qualche pizzeria, qualcuno che ha capienza e generosità. Quanti ne sono, ragazzi e ragazze? Una ventina, una trentina? Noi abbiamo il gruppo dei 2012 è costituito da 18 elementi. E le ragazzine quante sarà la squadra? Penso 20? Che siano lo stesso numero. No, perché mi stava venendo un'idea: punizioni esemplari dal punto di vista del rigore, dello sport, del bla bla bla, ma poi io li porterei tutti e 30-35 in una pizzeria a farli confrontare e a farli parlare del rispetto che deve essere reciproco sempre. Sì, poc'anzi io mi sono sentito con il presidente della Napoli squadra femminile e sta elaborando una iniziativa su cui ci confronteremo martedì prossimo al Comitato Regionale Campania, dove ci incontreremo io e il presidente con il presidente del Comitato Regionale, Carmine Zigarelli. E poi fateli incontrare questi ragazzi e queste ragazze. Ovviamente, magari trova un posto, magari vediamo se qualcuno ci offre delle pizzette. Ma noi anche all'oratorio abbiamo tanti spazi anche qui per poter vogliamo fare mangiarci una pizza insieme. Ti piace a te sta cosa? Ottima. Però devi continuare con la punizione, quello deve rimanere. Non transigo. Però poi li farei incontrare. Sì, ottimo. Li farei guardare negli occhi e secondo me si metteranno a ridere, si abbracceranno e nasceranno anche amori e amicizie. Perché no? No, perché dice che sono piccolini i ragazzi. Ma i ragazzi sono 2012. Dice che le ragazze hanno 16, 17. Sono più grandi. Sono MILF. 17 sono diventate MILF. Sono già diventate MILF, non si può fare niente. Allora, solo amicizia. Grazie, Don Aniello. Grazie. Ti ringrazio sempre. Sono sempre felice di essere. Ma perché stai ridendo? Stai ridendo per le cose che ho detto? Quando sorrido è sto scherzando, ma sto scherzando, dai, Don Aniello grande. E allora, viva Scampia!